Carissimi amici e amiche della diocesi di Vittorio Veneto, amici della Caritas di Vittorio Veneto, saluto tutti voi, saluto il vostro Vescovo Corrado e tutti voi che siete riuniti qui in questo momento di vicinanza e di solidarietà con tutti coloro che soffrono, in particolare con i cristiani di Terra Santa e ancora più in particolare con i cristiani di Gaza. Stiamo vivendo momenti veramente terribili. In 34 anni di mia presenza a Gerusalemme non ricordo un periodo così teso, così profondamente lacerante dentro la vita della nostra comunità cristiana. Come sapete, i nostri cristiani che sono a Gaza sono circa 1 migliaio e sono distribuiti tra il centro cattolico della Santa Famiglia e il centro ortodosso, entrambi colpiti da questa orribile guerra, prima gli ortodossi con ben 18 persone uccise a causa di un bombardamento e anche da noi 3 cristiani sono morti per mano dei cecchini. Ed è naturalmente privati di tutto, acqua, elettricità, siamo sempre alla ricerca difficoltosa di trovare il modo di fare arrivare loro il necessario per vivere e anche di portare feriti negli ospedali, quelli che ancora funzionano. Tutti hanno perso la casa e sono tutti in attesa di sapere quando finirà questa guerra e poi soprattutto cosa sarà dopo. Ecco, ma non voglio concentrarmi troppo solo sul migliaio di cristiani a Gaza, sono 2 milioni gli abitanti di Gaza che sono in situazioni simili a queste, se non anche addirittura peggiore. Gli ospedali funzionanti sono pochissimi, oltre dicono, adesso non ho tutti i dati certi, ma la metà del territorio della striscia di Gaza è stato totalmente livellato, raso al suolo dai bombardamenti. Quindi potete, in situazioni di estremo disagio dove la fame comincia a diventare drammatica, perché i viveri e i beni umanitari che sono introdotti a Gaza non sono sufficienti per questo 2 milioni di persone. E va detto che oltre la metà della popolazione ha meno di 20 anni, quindi sono giovanissimi. È una situazione dolorosissima che noi non riusciamo a comprendere. Abbiamo sempre detto, anche se siamo, lo so, molto contestati, che le bombe non distruggeranno l'ideologia di Hamas o il pensiero di Hamas. Al contrario, creeranno ancora maggiori problemi, ancora maggiore rabbia e creerà ancora maggiore violenza, perché la violenza produce violenza. Una situazione altrettanto drammatica, meno drammatica, ma comunque molto difficile, anche quella nella Cisgiordania, nel West Bank, penso a Betlemme. Mentre vi parlo siamo alla vigilia del Natale e la città di Betlemme è ancora chiusa con un solo checkpoint aperto. Potete pensare per quelle decine di migliaia di persone cosa questo significhi. Ecco, pensare che la città di Betlemme per Natale sia chiusa e che si debba illuminare qualche ora di apertura per poter passare è una cosa che non avevamo mai immaginato anche nei tempi più bui del passato. Per dire come siamo dentro una situazione veramente molto difficile tutta la Cisgiordania, al di là dei continui scontri tra l'esercito e le fazioni palestinesi nei villaggi ma anche nelle città, c'è anche un grave problema di vita ordinaria, perché le 2 grandi risorse che hanno sostenuto nel territorio dell'autorità palestinese, la Cisgiordania, sono il pellegrinaggio col turismo religioso e il lavoro in Israele, entrambi sospesi perché i territori sono chiusi e solo pochissimi possono recarsi in Israele a lavorare. Quindi è una situazione anche di estrema precarietà. Ma quello che più preoccupa in questa drammatica situazione è il mare di odio che ci ha invaso. Talmente profondo l'odio, le emozioni sono talmente radicate l'uno contro l'altro da pensare che sia quasi impossibile uscirne fuori. Siamo ciascuni totalmente pieni del proprio dolore, della propria visione, chiuso dentro la propria narrativa, che non riesce a fare spazio alla narrativa, alla visione, alla presenza dell'altro, al dolore dell'altro. Ecco, come se ciascuno fosse l'unica
avesse il monopolio del proprio dolore. Una situazione molto difficile, dove è anche molto difficile intervenire, parlare, dire una parola che apra prospettive, che apra orizzonti. Ecco, però non dobbiamo disarmarci. Natale noi celebriamo il Dio con noi, è il Dio che si fa carne e trova un posto in mezzo a noi. A Natale abbiamo ascoltato la notte di Natale, un passaggio significativo per noi in questo momento del Vangelo. Non c'era posto per loro nell'albergo. Ecco, sembra proprio che sia difficile fare posto in questa nostra terra all'altro, ma Dio ci dice nella persona di Gesù che è possibile, ecco, che è possibile ricominciare, ripartire, tenendo presente gli errori del passato, i nostri fallimenti, là dove non siamo stati capaci di costruire qualcosa di bello e positivo per tutti e per gli altri. Ne abbiamo bisogno dunque della vostra presenza, dalla vostra solidarietà concreta. So che è sempre presente. Monsignor Marcuzzo parla spesso di voi e ci tiene aggiornati su tutte le vostre attività e di sostegno anche alla Terra Santa, e di questo vi ringrazio. Abbiamo bisogno anche che ci aiutiate con il vostro linguaggio, con il vostro atteggiamento, con le vostre parole, a venire fuori da questa spirale nella quale siamo caduti e dalla quale facciamo fatica a uscire. E a Natale chiederemo questa grazia a Gesù, a quel bambino che come tutti i bambini non può che risvegliare nel nostro cuore anche il più duro tenerezza e amore, che abbiamo bisogno proprio di questo in questa terra così dura, tenerezza, amore e comprensione gli uni verso gli altri. Lo chiediamo per noi stessi, lo chiedo anche per voi, e nella preghiera sono certo che anche voi potrete intercedere per tutti noi. Grazie per quello che potete fare, buon anno, e speriamo che il prossimo anno, il 2024, sarà senz'altro l'anno dove questa guerra finirà, ma speriamo anche che sia l'anno in cui si potrà ricominciare qualcosa di nuovo e di bello, una sorta di voltare pagina in senso positivo per questa terra e per tanti altri luoghi nel mondo feriti e segnati da dolore e da violenza. Buon anno a tutti voi.